Amici della divisione, buonasera da Lorenzo Savi, benvenuti a Pomezia. Se da una parte i playoff sono certi, dall'altra si naviga tra luci ed ombre. Pomezia senza far calcoli, Cosenza obbligata a restare viva. Pagina 28 di 30 del campionato di Serie A di futsal. Fortitudo Pomezia contro Pirossigeno Cosenza. Eccole le squadre già in campo a dar vita alla 28esima di questo campionato, terzultima della stagione regolare. Come detto, padroni di casa che si presentano con la sicurezza dell'accesso ai playoff per la prima volta nella storia del club, alla terza apparizione nel campionato dei grandi con 3 giornate di anticipo, grazie al pareggio che da dolce amaro è diventato dolcissimo sul campo dell'Ital Service. Dall'altra parte la Pirossigeno, che viene da una sola vittoria nelle ultime 5 uscite, 2 le sconfitte consecutive. Diciamo fin qui forse un po' troppo poco per salvarsi. Va detto però che appaiata a 24 punti con Pesaro e Manfredonia, ad oggi, se terminasse il campionato qui, sarebbe certa di rigiocare nella massima serie. Vediamo le scelte dei 2 allenatori. Vediamo già posizionarsi Moliterno tra i pali. Periodo speciale per il capitano della Fortitudo. Ha festeggiato le 100 presenze con questa maglia. Nell'ultima uscita premiato MVP nella partita con l'Ital Service. Sembra non conoscere limiti. Il portiere in maglia numero 22, mister Angelini, si affida a Moliterno tra i pali, Mateus, Michelangelo, Cutrupi e Ruggero Lopez, quintetto solido ormai. Dall'altra parte mister Ibagnes si affida a Loconte tra i pali, Capitan Marchio, poi Bavaresco, Mateus e Trentin, se vedo bene. Primo pallone l'ha mosso Ruggero Lopez, subito con la giocata, sguardo di Michelangelo a Cutrupi, c'è Ruggero prima. E allora la lavora il numero 14 che prova subito a calciare. Seconda palla della Pirossigeno. Il campo però è finito. La richiesta subito di andare forte dei mister Angelini, che vuole continuare a scalare posizioni in classifica. Michelangelo, Cutrupi, Mateus contro Mateus, a meglio il 16 della Pirossigeno, è un 3 contro 2 di là, arriva Marchio, Moliterno già impegnato, angolo per la Pirossigeno. Bavaresco, palla fuori, Trentin, poi Mateus, ora Loconte, preciso sul 16, che sbaglia però col mancino. Cutrupi, Mateus, Michelangelo, Ruggero Lopez non riesce a controllare. Sarà un bel duello con Marchio. Loconte con l'esterno nella terra di nessuno. Michelangelo in banda su Mateus. Prova a passare su Bavaresco, ultimo tocco del 10. Vuole ritmo mister Angelini. Chiama la giocata Mateus, la tocca per Cutrupi, forte. Deviazione di Mateus.
Cutrupi sul punto di battuta, palla per Matteus con la punta del mancino. Loconte che sembrava battuto, il pallone è terminato fuori. Può rimetterla con le mani il numero 12 del Cosenza. Trovato Trentin, buona protezione e assistenza per Marchio con l'esterno per Trentin. Torna Cutrupi, poi pallone così e così per Molitierno che non si fa spaventare. E allora Michelangelo. Suolata e poi col pallone da Lugero. Protezione scarico, Matteus, movimento del 9, servito invece l'altro portoghese. Poi da Cutrupi, ancora dal 14, sposta, calcia, colpito Trentin, è entrato subito in ritmo Michelangelo. Che gioca ancora con la fascia al polso. Cutrupi elude la prima pressione avversaria, qualche tocco con la suola e poi scarico su Lugero. Si trovano i due, campionato corretto su Matteus. Sta arrivando Lugero, isolamento per Michelangelo, servito ora, suolata orientata e destro. Ancora Trentin in traiettoria. 2 minuti e 21 trascorsi. Cutrupi lascia a Matteus, il pallone si muove, Matteus lo mette bene, lo calcia forte. Leggera, leggerissima imprecisione di Cutrupi, fatto perdere un tempo di giocata al 26. Bavaresco, Lugero, Lopez intercetta, va verso la porta, un gol incredibile di Lugero Lopez che trova l'incrocio dei pali, sembrava non crederci nemmeno lui, non tanto potente ma tanto preciso, senza guardare la porta si inarca e calcia, e avanti la Fortitudo col gol del 9. Matteus, Bavaresco, Matteus la alza nella terra di nessuno. Cutrupi, la vuole Lugero, la ottiene, protezione, sta arrivando Matteus, la palla invece per Loconte sulla pressione di Lugero Lopez che sembra dire ai suoi aumentiamo. Matteus, Cutrupi, si muove Lugero, la palla ancora per il centrale e allora Michelangelo che entra nel campo. Cutrupi prende la linea, servito ora da Lugero, sterzata, Cutrupi torna in estirata Bavaresco, applausi convinti dei mister Angelini. Trentin col corpo, altra occasione. Michelangelo, suolata e sfidato Marchio, la sposta sul mancino, calcia, Marchio è sulle sue tracce, concede soltanto angolo e poi striglia i suoi. Cutrupi cerca col pallone Matteus al volo col piatto, la tiene Loconte sul primo palo in qualche modo, contromovimento di Trentin, pressione forte del Pomezia che riesce a breccare subito e mister Angelini va a dire al quartetto che è pronto a entrare, così dobbiamo andare. Lugero prima di Matteus, Lugero col mancino, Loconte a tenere a galla la pirossigeno.
Michelangelo, Gattarelli, Cutrupi di prima a memoria, Lugero la vorrebbe Gattarelli, invece c'è Cabeza, appena entrato, sfidato Gattarelli, non sposta la palla, va soltanto ora sul mancino. Moliterno sul primo come può, poi Gattarelli si scontra con Jefferson, a terra tutti e due. A terra sia Cutrupi che Gattarelli. Rivediamo lo scontro, meritevole forse di un fischio che non è arrivato, quindi pallone che presumibilmente verrà scodellato o comunque restituito da una delle due squadre. Cabeza vorrebbe di più, è cambiato totalmente il quartetto sia da una parte che dall'altra. Pomezia ora con Gattarelli, Bueno, Dudu e Raubo, Cosenza con Gabriel, Adornato, Jefferson e Cabeza. Mi rettifico, il fallo è stato assegnato, quindi primo fallo della gara commesso dalla Pirossigeno. Bueno, Gattarelli, Dudu, Bueno, poi Moliterno sulla pressione di Jefferson, va a lungo da portiere a portiere, Lo Conte con le mani, gioca lungo su Cabeza, la tiene il numero 88 messo giù senza il fischio. Prime lamentele da parte della panchina ospite, poi Dudu taglia il campo su Raubo, con calma Gattarelli, 4-0 ora per la Fortitudo. Dudu non si intende con Bueno, rivediamo Cabeza tenuto da Gattarelli, troppo poco forse per ricevere un fischio. Cabeza si gira molto bene, trova luce per calciare, trova anche Moliterno, angolo per la Pirossigeno. Jefferson, no look verso Gabriel, non arriva nessuno. Dudu, Bueno, stop and goal, il campo è finito. Buona lettura di Adornato, il più giovane di tutti, il classe 2002. Jefferson, Cabeza la domestica, ma sulla seconda palla arriva Bueno, la palla non è uscita, Moliterno con lo scavetto. Jefferson, Gabriel avrebbe voluto una palla alta, chiama la giocata Dudu. 14-23, primo tempo che sta andando via spedito, la Fortitudo conduce col gol di Lugero Lopez dopo 2 minuti e 28. Moliterno, Bueno sulla pressione di Adornato, Raubo prima di Gabriel, poi fa la lotta anche con Cabeza. Adornato, Bueno alla meglio il numero 88 che sposta e va in porta, deviazione di Gattarelli se non ho visto male, angolo Pirossigeno, è una furia mister Angelini. Jefferson fuori da Cabeza, controllo orientato e destro forte, flirta col gol Cabeza.
prova a iniettare fiducia anche nei compagni. Gattarelli cerca Raubo, ma arriva prima Gabriel. Jefferson da Cabeza, totalmente dimenticato. Cabeza col tocco sotto, graziata la Fortitudo sul cambio difensivo. Non si sono capiti Bueno e Gattarelli, che sembra dire è finita qui, ma enorme rischio corso dalla difesa. Cabeza si è divorato il gol del pari. Bueno, Gattarelli, doppia suolata. Dudu, 1 contro 1 con Jefferson. Dudu riesce a toccare per Gattarelli con l'esterno da Raubo per poi andare a Carrello, ma viene servito Bueno. 1 contro 1 con Cabeza. Sfidato, gira ancora a largo la Fortitudo con Dudu. Prende campo il numero 30, si ferma, poi Bueno prova la giocata in un fazzoletto, il campo è finito. Bavaresco, Gabriel, Mateus a memoria per Cabeza che conta per poi calciare al volo. Bavaresco non arriva sull'assistenza d'esterno, è salita però di giri la squadra di Bagnas, l'ha capito mister Angelini, che ricorre a Cutrignelli, Mateus e Michelangelo. Raubo unico superstite del secondo quartetto, che però sta per lasciare il campo. Ora perde un pallone sanguinoso con fallo secondo il direttore di gara, aveva comunque parato Moliterno. Ecco Raubo che lascia il campo a Lugero. Cutrignelli, cercato e non trovato Lugero Lopez. Gabriel, Cabeza prima di Mateus e poi Bavaresco. Mateus ancora per il 10, palla persa, Michelangelo col break, Mateus con 2 tocchi, il secondo a pallone già finito fuori. Michelangelo con l'imbucata, murato da Bavaresco, forse con un braccio, non secondo il direttore di gara. Allora Gabriel, Trentin, Gabriel sul lungo, preferito Loconte, che però è impreciso col destro. 8 esatti trascorsi in questa prima frazione, Pomezia ancora avanti di 1. Lugero prova col mancino, murato da Gabriel. Prima meglio la Fortitudo, poi meglio la Pirossigeno. La differenza per ora la fa il gol segnato al terzo da Lugero Lopez. Michelangelo col destro! All'angolino non può nulla Loconte nel miglior momento della Pirossigeno. Un lampo di Michelangelo. La Fortitudo Pomezia parla portoghese e va sul 2-0. Loconte verso Trentin, impreciso. Cutrignelli con l'esterno da Lugero Lopez, gran protezione, scarico per Cutrignelli, finta su Marchio, passa il pallone, lui no, ma non c'è fallo. Ora Trentin 2 contro 4, Trentin va da solo, tiro deviato 2 volte, prima da Cutrignelli e poi da Moliterno, che non sembra essere contento e testa il movimento per la presa. Ciò che basta
e parare questo pallone solo angolo per la Pirossigeno. Bavaresco forte con la punta. Michelangelo, palla su Lugero Lopez, splendido il lavoro del pivot portoghese che poi vorrebbe nuovamente il pallone. Trentin non trova lo spazio e il tempo per servire Marchio, trovato ora da Loconte, poi Trentin, Bavaresco, Michelangelo provvidenziale e poi Lugero con calma, Moliterno, doppia la pressione colpita da fotografa ufficiale della Fortitudo a bordo campo. Angolo per la Pirossigeno. Bavaresco, Mateus arriva per calciare, poi Marchio, debole col mancino. Moliterno su Lugero. Dudu, Cutrignelli, chiedono due a Mateus, palla imprecisa, Trentin sulla seconda palla, Trentin con la sua lata e poi Lugero Lopez mette soltanto il fisico. E ottiene il massimo, siamo già di là, Mateus per Lugero, la palla torna al 26 due volte, sulla seconda c'è un salvataggio super di Capitan Marchio. Marchio, Mateus verso Trentin che riesce a tenerla sul buco di Cutrignelli, Trentin due volte, trova però Moliterno sempre attento. Bueno per Dudu, campo anche per Mentasti, reinventato pivot da mister Angelini, non solo nella difesa del portiere di movimento, sempre presente e mi sento di dire fondamentale nella fase di non possesso con l'uomo in meno, sempre utilizzato da mister Angelini. Non è la prima volta che lo vediamo, tra virgolette, dar fiato a Lugero e Raubo. La prima metà della prima frazione se n'è andata, Jefferson pronto a rimetterla in gioco, Scudella su Cabeza, controllo col petto, sposta sul mancino, Bueno non si fa sorprendere, è l'uomo più vivo della Pirossigeno. È entrato anche Filipigno, Jefferson su Cabeza che perde il grip, poi Moliterno con i pugni per rimetterla rapidamente di là. Cutrupi 1 contro 1 con Marchio, prova a passare, torna Jefferson ma non c'è fallo. Allora poi Loconte, Cabeza, vuole la pressione fortissima mister Angelini. Jefferson che avrebbe voluto un movimento diverso da parte di Filipigno. Dudu, Bueno, Dudu, Mentasti, a memoria, Dudu sulla pressione di Filipigno, Mentasti si protegge l'arrivo di Marchio, non ha fatto in tempo a spazzarla via Moliterno, concesso un angolo
alla pirossigeno. Jefferson trova Cabeza, Moliterno prima di marchio, poi Jefferson sulla linea, Cutrupi. Jefferson ha già battuto, Cabeza vorrebbe tornare da Jefferson, Cabeza serve proprio il 23, prova col piazzato, non viene murato, poi Dudu, pressione di marchio forte, la palla è del Cosenza, la lascia a Felipigno, il capitano dei Lupi. Cabeza, trovato marchio che però si dimentica il pallone, Mentasti, arriva forte Jefferson, eluso l'arrivo del 23 e allora Bueno, sterzata, scarico, Dudu guarda la porta, servito Cutrupi, ora sul mancino forte, senza deviazione. Primi minuti anche per Restaino nella pirossigeno, che arriva prima di Mentasti come arriva prima di Cutrupi Felipigno. Tentativo però distante dai pali difesi da Moliterno, che con le mani vuole Mentasti, imbufalito Moliterno. Che avrebbe voluto un altro tipo di deviazione da parte del numero 5, che ha colpito forse troppo bene il pallone. 3 contro 2 di là. Mentasti che ha toccato per ultimo. Loconte, Gabriel, Felipigno, ma come scarico solo Gabriel, si torna dal 5, poi Felipigno scodella su Cabeza che tiene su Dudu, Cabeza sotto la suola e poi a giro Maxi Moliterno che riesce a toccare in angolo, tocco non ravvisato dalla terna, che forse non c'è stato proprio. Rivediamo Cabeza che fa la lotta con Dudu, tiene a distanza il numero 30, calcio e poi forse sì, Moliterno aveva tolto le castagne dal fuoco. Restaino l'ha già recuperata la pirossigeno, Felipigno, palla alta per Cabeza a memoria, non riesce a tenerla in campo e allora non contento mister Angelini, tutti e 4 fuori. Ennesima rotazione completa. Gattarelli, Matteus e poi Raubo, ancora Gattarelli, orienta e scarica su Matteus, Lugero prima di Gabriel, la palla arriva in qualche modo al numero 26 che prova a cambiare lato, torna Restaino, 6:40 da giocare, nuovamente dentro Trentin, la Fortitudo con l'occasione da angolo, Matteus forte, Loconte col piede e poi 3 contro 3 di là, Restaino perde grip col parquet e si porta fuori il pallone. Raubo, Matteus, scodella su Lugero Lopez, arriva Raubo, luce anche per calciare, prima Loconte poi Matteus al volo, pallone alto. 6:18, ferma il tempo, mister Ibañez, time out chiesto ed ottenuto.
Terminato il time out, vediamo che tipo di giocata ha preparato mister Ibañez, o se è stato soltanto un time out utilizzato per rassicurare, calmare forse un po' i suoi, che hanno giocato comunque fin qui un'ottima prima frazione. Intanto liberato Trentin proprio dalla giocata in uscita dal time out, avrebbe chiesto più velocità. Appena ho la possibilità concludo, e concludo ora dopo il mancino largo di Restaino. Dicevo, Pirossigeno che ha giocato fin qui un ottimo primo tempo, punita forse troppo severamente da una squadra che ogni tanto ha poche frecce nel suo arco, ma le scaglia tutte veramente bene. Restaino prova a calciare nuovamente, impreciso dall'altro lato. E Moliterno stavolta a Lugero in campo e vuole tentare la solita giocata, no, preferisce soltanto scodellarla. Gabriel vince il duello di forza col 9, poi Trentin riesce ad arrivare prima di Gattarelli, passa il pallone e corre troppo più veloce del 7. Gattarelli orienta e serve Raubo con lo sguardo da Lugero, col pallone da Matteus, extra pass per Gattarelli e poi ancora Matteus a metà. Raubo sul lungo Lugero, non trovato però dal pallone mosso dal 26, rimessa Pirossigeno. Felipigno Murato, allora Loconte con le mani, scarico vicino su Marchio, Felipigno di prima, Trentin con la testa, Gattarelli col piede, Raubo a mettere ordine, Matteus e poi Gattarelli, cambio lato, Raubo a memoria da Lugero Lopez, che però ha commesso fallo secondo il direttore di gara. Marchio ha già battuto, Felipigno litiga un po' col pallone sul primo controllo e poi torna dal capitano, ancora Felipigno, solata orientata e poi traccia sempre per Marchio. È tornato Lugero Lopez. Meno di 5 da giocare, Trentin per Adornato. Marchio, Restaino a memoria per Adornato, Gattarelli la tocca quel tanto che basta, poi Matteus a memoria da Lugero, che solo contro 2 ottiene rimessa. Importantissimo per la Fortitudo quest'anno, oltre al contributo al gol, superata la doppia cifra, è un fattore anche e soprattutto nella manovra offensiva della Fortitudo. Si appoggiano tanto a Lugero Lopez, che riesce a utilizzare molto bene il suo corpo. Tanto il fallo l'ha commesso Matteus in un primo tempo sotto questo punto di vista un po' sottotono, 2 falli per parte. Quando siamo a 4:30 dalla fine, Felipigno ora cerca Marchio nello spazio, è tornato Lugero Lopez e poi trova anche Raubo. Questo giocatore sa fare davvero tutto. Matteus, Gattarelli, sterzata già compresa in anticipo da Adornato, 4 contro 3. Restaino è tornata e si è chiusa bene la Fortitudo, Adornato rischia, Gattarelli gliela porta via e poi va in porta col destro. Largo il tentativo. Loconte, Matteus riesce ad ammortizzare su Moliterno, palla verso Lugero, questa volta imprendibile. Loconte con le mani verso Trentin, il campo è finito.
Gattarelli, Matteus su Raubo, Ruggero prova a scappare via a marchio, Loconte con la finta. Adornato verso Trentin, ottima come sempre la chiusura di Matteus. Cutrignelli 1-2 con Ruggero che riesce a tenerla in campo, torna marchio, Ruggero riesce a tenerla viva, poi Gattarelli orienta, entra nel campo, perde forse l'attimo Dudu con l'esterno, così come Ruggero, poi potentissimo Cutrignelli che per poco non butta giù la porta, collo esterno che termina alto. Loconte, Trentin, Cabeza riesce a tenerla, Dudu gli porta via quasi la maglia, Adornato cerca e non trova Cabeza, allora 3 contro 2 di là, Michelangelo col mancino alto. Trentin, Adornato vuole l'1-2, accontentato, servito sui piedi il numero 4, scarico con l'esterno su Marchio, si complica un po' la vita e poi non trova un appoggio facile. Cutrignelli, Dudu, cambio lato, Bueno a memoria, Cutrignelli decide di rientrare sul piede meno forte, ultimo tocco non è il suo, ottiene rimessa. Bueno, Cutrignelli con la solata, Michelangelo, Bueno, poi Jefferson durissimo su Bueno. Ammonito Jefferson. Si è fatto tanto male Bueno, rivediamo. Durissimo Jefferson su Bueno. Durissimo Jefferson su Bueno. Speriamo che non sia nulla di grave, anche e soprattutto in vista del finale di stagione. Potrebbe essere una tegola durissima. Rivediamo sullo scarico di Angelo. Bueno, il pallone era terminato fuori, riesce a scaricare Jefferson, durissimo sulla caviglia. Si rialza Bueno, quindi forse e per fortuna non è nulla di così grave, la botta è stata fortissima. Si torna comunque a giocare con Loconte che non trova Cabeza. Matteus per Michelangelo. Palla verso Cutrignelli. Fa la lotta nel traffico.
la perde alla meglio Adornato, poi Jefferson, Cabeza, (1:52). L'intervento di Jefferson ha sicuramente alterato gli animi da una parte e dall'altra. Cabeza l'ha già messa in gioco per Bavaresco, sotto la suola ha Adornato, murato da Matteus. Bavaresco, arriva Jefferson, murato da Dudu, poi riesce a strappargli la via Cabeza come può. Istinto rapidissimo. Riflesso rapidissimo di istinto puro. Ecco, questo volevo dire di Moliterno. Palla alta, Cabeza al volo, Cutrinielli si oppone col petto e salva sulla linea quasi. Cabeza da un momento all'altro può cambiare l'inerzia della partita, vorrebbe un tocco di braccio che è sembrato non esserci. Matteus prova a mettere calma, Michelangelo, Cutrinielli con Adornato, ha commesso fallo secondo il direttore di gara. Jefferson, Bavaresco, ancora Jefferson, Cutrinielli riesce soltanto a deviare e Matteus non lascia campo a Cabeza. Jefferson col no look, Cabeza con un miracolo la tiene in campo, colpito Matteus, Ibañez dice almeno una, Michelangelo di là però calcia ad incrociare Loconte col piede, Cutrinielli non arriva, Dudu lascia sfilare, Bueno sembra lasciare il campo, intanto Cutrinielli prima di Loconte, Bavaresco per una delle ultime azioni della prima frazione, Matteus per Cabeza che può sfidare Cutrinielli, Cabeza sterza, Cabeza prova ad andare, non c'è fallo, 2 contro 1 di là, Michelangelo scarico su Cutrinielli contro Loconte, ancora per Angelo col tacco, spreca tutto la Fortitudo, poi Jefferson, la palla è uscita, ammonito mister Ibañez, 5 secondi allo scadere. Jefferson sembra dire mancano 5 secondi, basta muoverla. Gabriel invece gioca su Matteus che va verso la porta. Allora Moliterno verso Michelangelo, colpito Jefferson sulla faccia. Duplice fischio del direttore di gara, primo tempo in archivio, la Fortitudo Pomezia è avanti, 2-0 sulla Pirossigeno, a tra poco per la ripresa.
Tornati live dal Pala Lavinium di Pomezia, dove sta per riprendere la gara tra Fortitudo Pomezia e Pirossigeno Cosenza. Il primo tempo terminato sul risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. In gol i due portoghesi presenti oggi, vista l'assenza di Tiaghigno. Prima Lugero Lopez, poi Michelangelo. E intanto passaggio di consegna. Cambia in porta mister Angelini, fuori Capitan Moliterno, dentro Gattarelli, dall'altra parte mister Ibagnas riparte da Loconte, Gabriel, Trentin, Felipigno e Cabeza. Sponda Pomezia, il quartetto è lo stesso che ha dato il via all'ostilità, è cambiato soltanto, come detto, il portiere. Dentro il numero 12 Gattarelli. Il primo possesso della ripresa sarà per gli ospiti. Manca l'ok perché c'è ancora qualche assente in panchina. Torna con calma Jefferson, che non si è fatto tanti amici dopo l'intervento su Bueno. Arriva ora Adornato. Arriva il fischio. Cabeza l'ha mossa per Gabriel. Pirossigeno sotto di 2 che deve necessariamente fare un altro tipo di partita, o meglio riuscire a fare gol, perché sul piano del gioco e delle occasioni non è di certo mancata nel primo tempo. Il tabellino però dice ancora 0. Mateus per Michelangelo, ha una spanna dal palo. Gabriel, Felipigno, Cabeza prima di Mateus e col tocco riesce a servire Felipigno. Gattarelli si oppone con la prima parata della sua gara. Felipigno, Cabeza orienta con la suola, Cabeza forte, colpito Michelangelo. Iniziato a ritmi elevatissimi il secondo tempo. Felipigno, Gabriel forte, impreciso. Gattarelli per Lugero Lopez, che manca il controllo, ma Gabriel, Felipigno, suolata e scarico. Trentin, Felipigno, Mateus prima di Cabeza, Mateus con l'esterno, gran taccia, Cutrupi, Angelo e poi Gabriel si immola, prova a passare Michelangelo, messo giù da Gabriel, fallo e giallo. Ammonito il numero 5 Gabriel dopo appena 59 secondi. Fallo netto su Michelangelo. C'è qualcosa da ridire a Gabriele Lugero, che stanno usando le cattive. Michelangelo, Mateus, trovato Lugero, servito Michelangelo, che ha completato il giro, ma è stato murato il tentativo. Cutrupi prima di Felipigno.
che l'ha già mossa su Gabriel, di prima da Trentin, scarico su Cabeza, la muove con la suola il numero 88, va via a Mateus, Cabeza poi cerca nell'angolo Trentin. Che bel giocatore Cabeza. Testa i riflessi a bordo campo Bueno. Vediamo se sarà nuovamente della partita. Lugero Lopez, Mateus e poi Michelangelo. Cambio lato su Cutrupi, 1-2, terzo uomo è Lugero che mette giù Trentin, ma c'è un 3 contro 2 di là. Cabeza sterza, Cabeza calcia, torna Lugero Lopez e poi Cabeza calcia altissimo, si è fatto anche male il numero 88. È stato accumulato un fallo in casa Fortitudo, il primo della ripresa per il rossoblu, quello di Lugero Lopez ai danni di Trentin. Mateus, Cutrupi, cercato Lugero, il campo però è finito. Cenno di intesa comunque col numero 16. Jefferson, Gabriel da Trentin, arriva forte Mateus, lo scarico è su Jefferson, cambio lato Trentin, messo a terra Gabriel, sulla corsa non c'è nulla, Loconte la mette fuori. Ancora a terra il numero 5, forse ha preso una botta sull'incrocio con Lugero Lopez. Cutrupi, trovato Lugero nel traffico, portato via da Jefferson, non vuole reagire il numero 9 alle provocazioni del 23. Filipigno, gran palla per Trentin che va forte in porta, attento sul primo Gattarelli senza toccare il pallone, colpito l'esterno del palo o del montante da Trentin. Tanto Gattarelli ha già mossa su Cutrupi. Mateus, controllo mancino e scarico destro. Michelangelo può sfidare Filipigno, sterzata, cambio lato, preso il controtempo Cutrupi. Jefferson suola e calcia, palla alta, Gattarelli forte su Lugero, impreciso con le mani, chiede calma ai suoi Angelini. Completamente opposto il messaggio sull'altra panchina, perché la pirossigeno è sotto di 2, è una posizione di classifica che non fa stare tanto tranquilli. Michelangelo, Gattarelli può prendere campo, trova Lugero con una gran palla, assistenza così e così del numero 9, Loconte la muove su Jefferson. Filipigno, arriva la pressione, Filipigno si complica un po' la vita, poi scarica su Marchio, ruleta su Cutrupi che però brecca, allora Lugero con la punta, prova a togliere il tempo a Loconte che però para lo stesso. 3,5 della ripresa ad altissima frequenza, risultato ancora sul 2-0. Cutrupi dall'angolo, pallone così e così per Michelangelo, allora Gattarelli pigro, pallone per l'altro Gattarelli.
Jefferson, trovato Marchio, la tiene sotto la suola, scarica su Mateus, si torna dal 23, ancora da Marchio con la stessa giocata di prima. Michelangelo prima di Felipigno, anzi prima di Adornato, che gli porta via il pallone con un fallo secondo il direttore di gara. Rivediamo, forse hanno ragione i lupi. Tocca prima il pallone Adornato, poi perde l'equilibrio Michelangelo. Comunque la Pirossigeno ha già ripreso a giocare. La buona notizia in casa Fortitudo è che è tornato Bueno, quindi la caviglia è tutto ok, almeno per ora. Jefferson prova a calciare, pallone che arriva a Loconte. Mateus, Jefferson, Marchio la tiene, riesce a scaricare. Mateus, Adornato, Mateus verso Marchio. Prova a strigliare i suoi, a caricare i suoi. Il capitano si rende conto che la situazione non è delle migliori. Dudu, palla lunga, Mateus prima di Gattarelli, angolo per la Fortitudo. Chiama la giocata Raubo, vediamo se e come seguirà Dudu. Palla scodellata proprio per Raubo, colpito Marchio. Raubo, Gattarelli, destro incrociato all'angolino, tris Fortitudo. Assistenza di Raubo, destro forte e preciso del numero 4. Dopo 5 esatti la Fortitudo mette il turbo e va sul +3, ma attenzione, Adornato col destro calcia fuori, complice anche il ritorno di Bueno in estirada. Gattarelli la muove proprio per Bueno. Dudu, Raubo, trovato Gattarelli coi tempi giusti. Gattarelli passa la palla, anzi no, Loconte, gran chiusura, riesce anche a giocare preciso su Adornato. Poi Marchio, Cabeza, 1 contro 1 con Raubo, che guarda soltanto il pallone e rispedisce al mittente il numero 88. Poi Adornato, Cabeza, palla nello spazio, Gattarelli in qualche modo, Marchio si dimentica il pallone, poi lo ritrova e serve Cabeza, ancora contro Raubo. Cabeza, Gattarelli prima di Marchio, poi si autolancia Gattarelli, fischiato fallo a Cabeza. Rivediamo, forse colpito sullo slancio. È il terzo fallo della Pirossigeno dopo appena 6 minuti di gioco. Raubo per Dudu, Bueno, Dudu, cercato e trovato Raubo, la pressione di Adornato. Raubo ultimo tocco proprio di Raubo, rimessa Pirossigeno e mister Ibáñez si affida subito al power play. C'è Felipigno come uomo in più dentro, ovviamente Mentasti e Cutrignelli
c'è da difendere bassi in casa Fortitudo. Jefferson, Cabeza, duetta con Jefferson, scarico, Trentin forte, angolo. Trentin da Jefferson. Cabeza, Felipigno. Sulle rotazioni Jefferson. Mateus forte da Cabeza, che non riesce a metterla dentro da 0 metri. Felipigno. Jefferson, poi Cabeza, trovato Felipigno. Palla in angolo. Jefferson, Felipigno. Jefferson, Trentin. Ancora Jefferson. Forte da Cabeza, sta arrivando, vorrebbe anche calciare. Perde il ritmo, allora scarica su Mateus. Poi Felipigno. Ancora giro, Cabeza in porta. Bacio al palo e gol. Gran giocata di Cabeza. Imparabile per Gattarelli. La pirossigeno è ancora viva. Il migliore fin qui della pirossigeno. Gol meritato che riaccende le speranze della squadra ospite. Mister Ibagnas ora attende un po' per giocare col portiere. Restaino, marchio verso Bavaresco. Dudu fa buona guardia. Cutrupi. Mateus Bueno. Mateus da Lugero, marchio. Non vuole commettere fallo, Mateus cambia lato, Bueno trova, anzi cerca una traccia verso Mateus. È buona la lettura di Bavaresco. Lugero la tiene in mezzo a due. Lugero arriva all'aiuto di Bavaresco, che sul rimpallo la meglio. Allora Gabriel, a terra Restaino. Non abbiamo visto cos'è successo, palla lontana. Allora Lugero fa la lotta, Bueno arriva, la porta via Bavaresco, poi Restaino e Bueno hanno qualcosa da dirsi lontano dalla camera. A terra Restaino, ma francamente non riusciamo a stabilire quanto accaduto tra i due. Restaino restituisce palla alla Fortitudo e si torna a giocare 11 e spicci. Il fallo è di Lugero, nuovamente portiere di movimento. Jefferson l'ha mossa, 11 esatti da ora. Cabeza.
Jefferson la muove su Matteus che cambia lato verso Cabeza, si passa ancora da Jefferson, è arrivato Filipigno, servito ora. Jefferson prende campo, pensa anche a calciare, poi duetta con Trentin, cambio lato su Matteus, c'è Trentin, servito invece Cabeza che col tacco per poco non fa un gran gol, poi Gattarelli nella terra di nessuno è costretto a mandarla fuori, anzi più lontano possibile, facendo anche gol tra l'altro, precisissimo con le mani ovviamente, il tutto senza valenza. Jefferson, Cabeza, Filipigno, ancora Cabeza, Jefferson, occhio alla palla di là, Trentin e poi Filipigno non riesce a ribadire in gol a porta vuota, altra maxi occasione per la Pirossigeno, sta barcollando un po' troppo e poi Cutrignelli di là, colpita in pieno nella traversa. Dicevo, vacilla un po' troppo la retroguardia della Fortitudo, mentre rivediamo l'assolo di Cutrignelli che sposta e calcia, ha rischiato di farlo veramente bello. Cabeza, Jefferson, Matteus, Jefferson, cambio lato ancora per il 16 che viene anche a prendersi palla in mezzo, a campo per calciare Gattarelli in due tempi, potrebbe andare verso la porta, preferisce servire Cutrignelli, sgasa Cutrignelli in fascia, la tiene, serve Dudu, sposta Michelangelo, para Filipigno, due volte Filipigno si sostituisce splendidamente a Loconte ed è già proiettato di là, ha avuto sul destro due volte prima Michelangelo e poi Dudu, la Fortitudo l'occasione per far male forse definitivamente alla Pirossigeno, mai dire che è finita in questo sport, a maggior ragione se mancano più di 8. Jefferson, Cabeza, Matteus, poi Filipigno, vuole calma mister Ibáñez, Cabeza, Jefferson, Matteus, scodella Filipigno con l'esterno, fallo di Filipigno, il quarto della Pirossigeno. Matteus ha già giocato su Cutrupi, trovato Ruggero, anzi no. Matteus, Filipigno, Jefferson, ancora Filipigno, poi Cabeza, ancora ovviamente col power play la squadra di Ibáñez, Filipigno, cambio lato su Trentin, Jefferson, forte da Filipigno, ancora su Jefferson, la muove bene sul perimetro la Pirossigeno, colpito in figura Michelangelo che non si tiene, risulta come se avesse segnato. Jefferson in porta, Gattarelli. Che riflesso di Gattarelli
sul tiro improvviso di Jefferson. Mateus, Felipigno, Jefferson, Mateus forte, Dudu riesce a murarlo, sembra non essere contento perché avrebbe voluto gestirla dopo il tocco. Dai che lo facciamo, diceva Ibañez dalla panchina. Felipigno, impreciso Jefferson, chiede scusa, torna Loconte in porta, Dudu gioca con Gattarelli che è costretto a mandarla via con la punta. Di nuovo in possesso la Pirossigeno. Felipigno, sempre 5 contro 4. Cabeza. Jefferson, Cabeza, ancora Jefferson. Cabeza si alza un po' la Fortitudo, poi si riabbassa. Allora Trentin. Cabeza, sta arrivando Jefferson, conta i passi, forse per calciare, poi Cabeza e Michelangelo dopo Gattarelli. Dudu in out. Momento di massimo sforzo da una parte e dall'altra, perché un gol ora ovviamente sposta tutti gli equilibri della gara. Jefferson, Trentin chiede scusa perché non colpisce. Gattarelli verso Ruggero che non riesce a controllare, tanta confusione e mister Ibañez decide di fermare il tempo. 5:47, 3-1 per la Fortitudo, ma c'è ancora tanto tempo davanti. Si torna a giocare, ha già dato l'ok il direttore di gara, manca il pallone. Cabeza, Jefferson, Mateus, Trentin, ancora per Mateus, Felipigno non riesce con la deviazione vincente. Seconda occasione colossale sui piedi di Felipigno. Cutrupi, Mateus, ancora per Cutrupi. Raub incontro, si complica un po' la vita, poi Cutrupi la deve mandare più lontano possibile. Ruggero fa la lotta con Marchio sulla seconda palla, Raubo e poi Cutrupi. Mateus, Ruggero, ancora per Cutrupi, sta arrivando Mateus, la lascia lì al 26. Chiusura di Marchio. C'è bisogno del panno per asciugare la parte di parquet.
Mateus, Raubo, arriva la pressione di Restaino. Bavaresco fa perdere il tempo a Raubo che lascia passare per Mateus, poi trovato Lugero che lotta sempre con marchio alla meglio, il numero 6, poi Cutrupi va a calciare in porta, rimessa Fortitudo con marchio tutt'altro che contento per il non fischio a detta sua. Cutrupi, Mateus, solito lavoro ad isolare Lugero, 4 contro 3 di là però Gabriel, marchio, Gabriel con la suola verso Bavaresco, Mateus non può farla sfilare, la protegge e poi con l'esterno sempre da Lugero, tenuto il pallone, Mateus, Cutrupi, tanti tocchi per Mateus che accomoda su Raubo. Raubo di qua, Mateus, c'è libero Cutrupi, servito con l'esterno. Molto bene Cutrupi nel far correre avanti e indietro la pirossigeno. Cutrupi, Mateus, gira benissimo col pallone da Fortitudo, ultimo tocco di Restaino. Cutrupi, Mateus, arriva la pressione. Cutrupi la deve mandare lunga, Lugero la tiene col petto, grande palla per Raubo, arriva scarico a colpire sinistro largo, subito giro al cambio, 3:22, ancora power play ovviamente per mister Ibañez. Mateus forte, Gattarelli ancora. Cabeza fuori da Jefferson. Mateus forte verso il secondo palo, Gattarelli ancora decisivo nel giro di 20 secondi con 2 interventi, l'ha tolta dalla testa di Trentin. Felipigno, Trentin, Angelo, vorrebbero con un braccio, Angelo sembra dire fatela finita. E rivediamo sul tocco di Trentin, difficile da stabilire da qui, forse petto, forse spalla, forse braccio. Gattarelli su Cutrignelli che non riesce a deviare in porta. (2:32). Jefferson, Cabeza, Trentin, ancora Cabeza sul perimetro con Jefferson. Felipigno, Mateus, secondo palo, Angelo in qualche modo 2 volte. Cabeza, Mateus, ancora Cabeza, Mateus con la punta, Gattarelli come può. È rimasto a terra Mateus, ma Felipigno gioca. Anche Jefferson fa lo stesso, 1:52. Cabeza, Felipigno vuole lo spazio per calciare, è costretto a tornare da Cabeza. Soliti tocchi con la suola, Trentin guarda Jefferson, serve invece Cabeza. Jefferson orienta, Trentin sul secondo palo, Felipigno col petto, più a metterla fuori che a metterla in porta, poi rischia Mentasti colpendo proprio Felipigno. Rimessa dal fondo per Gattarelli e compagni. Raubo col tacco sulla pressione di Jefferson, ottiene rimessa, 1:25. Cutrupi, Mateus, ancora Cutrupi che non può giocare con Gattarelli. Allora torna Felipigno,
regalone per la Pirossigeno, che però spreca tutto con Cabeza. e 12 da ora. Raubo, ancora rimessa. Mateus Cutrupi, servito Raubo con la suola verso Mateus, torna Jefferson, colpito da Mateus. C'è fallo. ...58 secondi... ...chiede di usare la testa mister Angelini. Felipigno, Jefferson, ancora Felipigno, Jefferson forte, Restaino con la punta, arriva Dudu in estirata con tutto quello che ha. ...43 secondi, Felipigno, Cabeza, Felipigno, poi Jefferson, gran palla per Cabeza, Gattarelli, che parata! La toglie dall'incrocio poi Mentasti verso la porta. Pallone fuori, ma Gattarelli che non fa sentire la mancanza di Moliterno. Almeno 3 gli interventi decisivi del numero 12. Ora Jefferson prende ritmo, Cabeza prova l'imbucata per Restaino che applaude convinto. Ora Cabeza, c'è Felipigno solo, servito Felipigno col controllo, Cutrignelli smorza soltanto. Restaino, Jefferson verso la porta, Cutrignelli non c'è nessuno, Cutrignelli può andare da solo, Cutrignelli verso la porta. Cabeza rientra ed è decisivo, 8 secondi, applausi al massimo per Cutrignelli che con quest'ultimo sforzo ha portato la Fortitudo verso la terza vittoria casalinga consecutiva. 3 secondi, si fermano, arriva ora il suono della sirena al Pala Lavinium. La Fortitudo continua a vincere, raggiunta l'Ecositi momentaneamente al 6° posto in classifica, e notte fonda invece per la Pirossigeno che incappa nella terza sconfitta esterna consecutiva e la strada per la salvezza diventa tutta in salita. Grazie a chi ci ha seguito dall'inizio, chi in corso d'opera, chi soltanto alla fine. Da me, Lorenzo Savi, da Pomezia, è davvero tutto. La Fortitudo ha vinto 3-1 contro la Pirossigeno nella 28ª giornata del campionato di Serie A.